Sa giunta regionale ha mudau parre su prasaumento de SIRAP e sa rimodulazione de SIRPEF deciso pro parare fronte a su depidu de sa sanidade. Questo manzano duncas in commissione consigliare bilancio ha dato a ischire de che querres cancellare su provvedimento che ha caionau un pore de polemicas. A protestare su un'istauso non pezzi sos assozios de categorie e sas opposizione che hanno motivo in causa su governo, ma vinza scalicuni in intro desa coalizione de centrosinistra. Su presidente Pigliaru annau che su rincaro annunziau a tabarrare congelau vinza saccanno non sanabbiere sosprimo risultato de su piano de rientro de sa sanidade, che imponete de risanare un depidu de 750 milioni di euro in 3 anni. Come taesse su cussizzo regionale a decidere di approvare o non su provvedimento, che in sostanziamento de su tanto necessario pro apparisare su deficit de bilancio, quando hanno bottare sa finanziaria. A musacatausa manera di evitare su rincaru de IRPEF e IRAP, annau su presidente. Decidere aumento de sas aliquotas non è scostau, ma la situazione de su depidu de sa sanidade non si podia prostranzire. Come amus a traballare per evitare sos aumentos sanno che veni puru. So contento umano ca oie poto garantire, si su cussizzu la taccherere che IRPEF e IRAP non hanno a mudare pro sos sardos, annau assessore a su bilancio Pacci. Fin necessario a ponere in sicurezza sos contos approvando una legge che non fibassi a nulla se non fiti stata approvata in Natale de su 2015. Ma sas opposizione non hanno risparmiato sa critica mancu commo, aiavamo ragione noisi. S'aumento de sas tassas si podiat evitare, serviat a cubare un irballo in su bilancio, ca sa giunta non aiat stanziato dinare bastante e duncas fit illegittimo. Annau Ugo Capellacci, coordinatore regionale de Forza Italia. Sos cussizzeri regionales Emilio Usula e Paolo Zedda de su gruppo Rosso Mori Isel hanno presentato un'interpellanza su presidente della regione Pigliaru in merito a s'accordo italo-francesu che mudatas all'accanas de su mare sardu. Sos dus cussizzeri de maggioranza nana chi ponendo a banda sas polemicas sorfatto sun craroso. Bato un accordo firmao in Caen in marzo de su 2020 intre sos rappresentantes italianos e cussor francesos pro un'intesa generale che pertoccatas all'accanas in mare che interessano sa Sardigna puru. S'accordo a canto parete modificata sa modalitade del fruttamento dei giacimenti de risorse in su fondale marino. In pruse si sta firmao in segreto senza pedire parre a sas comunidades interessadas e noi sta entrao gale in vigore cabicherete sa ratifica de su Parlamento. Considerato tutto custo, Usula e Zedda pedina su presidente Pigliaru de reagire a Bochemanna a una violazione desormandosi statutario della regione Sardigna. Sos dus cussizzeri si ammentano che l'articolo 47 desi statuto previditi che su presidente nostro partecipete a sassettias ad esu cussizzu, commenta un ministro, pro sas quistiones che interessano a sa Sardigna. Pedimus a su presidente Pigliaru deve vedere in aula desa questione, chier de sovranità de sos sardos, pro informare su cussizzu e a puzzisi in de poter discutere chi in sa Corsica, finza sconforma a sos accordos istituzionales in pesur innovaos e de formare un coordinamento che in sa regiones italianas interessadas a chi indana zai vatto richiesta. In Sardia scoladas, Giuseppe Fasci, coordinatore regionale de SEMPA, Sente Nazionale Protezione Animalese, erbeni a Nugoro pro addobbiare sul referente localese a cominciare da sa presidente provinciale Maria Paola Boneddu. In Sardia scoladas in su cussizzu comunale sti stata presentata un'interrogazione che pertoccava affidamento de cattedos a s'assoziu. Su coordinatore regionale, a suo microfono nostro, sannau chi sempa a tunu fundadore che non ha bisogno de per una presentazione, e sta a narrare Giuseppe Garibaldi. In storia sua, Sente, si è sempre impinnao per imparare quale si sia animale e non pezzi cussor de dommo. Un traballo vitiano che ha garantito a s'assoziu attestaur de stima e riconoscimento ufficialese. Sempa s'est impinnada puru a azzudare sas istituziones nazionales e locales a maniare legges e regulamentos o appositos pro garantire su rispetto de sos animales e sos dirittos issoro. L'obiettivo è scussu de partecipare a Soriocoso Paralimpico de Rio che in sa nazionale de judo, pro cussu Benedetta Spampinatos est allenande chi in contipizzu da mesese. Sa campionessa de judo da una paia di est in Nugoro ospite de su mastro Nanni Sale, presidente de su progetto Farfalla, e s'est allenada in sa palestra de sa sociedade Judo Yama Arashi. S'atleta catanesa ta torrare a Nugoro in occasione de su Judo Camp, che s'assozi organizzata cada anno in su Monte Ortobene pro dare sa possibilità a medasa per
persones diversamente abilis desa curziare a si sport e a su judo in maniera particolare. Sas paragulas chi accumpanzano a manifestazioni sono diversamente uguali, casapun escussa de che evocare sos impegos artificiales e chi chirian sos sportivos non considerando sas abilidades fisicas e tecnicas. S'HC Nugoro ha tancato il stagione regolare di su campionato de Serie A de pallamano femminile perdendo 29-27 contro Sassu Conversano, primo in classifica, che Parisa a Salerno, Cassano Magnago e Ariosto Verrara a taggerrare proprio in che si scudetto. Sarfases invenientes de su torneo hanno cominciare su 27 de Frevario pro acabare su 6 di aprile. San Nugoresas hanno giocare in su Casal Grande Padana, Sali Mestrino e su Schenna. Tornando a sa partita in su Conversano, chi se zirbiende, s'HC ha parau fronte a sos attacchi di squadra pugliesa rispondendo punto pro punto e tancando sa prima frazione in vantaggio che in su punteggio dei bindi che addecche. Un vantaggio che, contra un'altra formazione, la ha permesso di contipizzare sa differenza de rettese, ma su Conversano ha mostrato sa valentia de sas atletas suas e sa calidade de si squadra. In sa ripresa, sas pugliesas hanno vinto de che 9-2 e grazie a sa Nugoresa Giusi Ganga hanno cominciato a balanzare sos puntos che li han fatto vincere sa partita. S'HC Como ha tornare a giocare in su Conversano che Napoli in su primo turno desa finale a 8 de Coppa Italia.